all'ascolto, un cordiale buonasera da Roy Lepore dalla Pala Marsacchi di Viareggio, dove sono già scese in pista le squadre del Centro Giovani Calciatori e del Forte dei Marmi per quello che sta per iniziare derby della Versilia di ritorno all'andata alla Pala Forte. Il risultato è stato di 1-1 e quindi è una squadra che ha regalato tutto sommato anche delle emozioni e delle soddisfazioni ai propri tifosi, che ora chiaramente devono accettare una realtà diversa, ma è una realtà che chiaramente è stata una scelta obbligata, importante da parte del Forte dei Marmi, del presidente Piero Tosi, pronto per l'inizio di questo derby. Sulla pallina il Forte dei Marmi con il numero 5 Sebastian Dualde, che ha toccato la pallina indietro. Si riparte dall'angolo della porta rossoblu, però ormai il primo tempo è finito. Zero a 0, l'arbitro Fronte comanda la ripresa del gioco, che dirige insieme all'arbitro Brambilla. Tanto viene ammonito Roberto Crudeli. Raffaelli sbaglia il passaggio da Ambrosio e c'è il gol di Federico Ambrosio all'8:58 del secondo tempo. Ambrosio non sbaglia, erroraccio di Raffaelli. Tanto c'è anche una ammonizione per la panchina del Centro Giovani Calciatori, forse per Mirko De Gelone. C'è la partita che è sentita chiaramente in entrambe le panchine. 1-2, viene in avanti il centro con Torner, attenzione, uno degli ex, Torner che raddoppia ed è il 2-0 da parte del Forte dei Marmi con Henrik Torner. Hanno fatto gol i due grandi ex della partita. Gara che sta per concludersi, 6 secondi, 5, 4, 3, 2, un secondo alla conclusione. È finito questo derby qua al Pala Marsacchi. Lo ha vinto il Centro Giovani Calciatori con il punteggio di 2-0, con le reti dei due grandi ex. Federico Ambrosio all'8:58, al 4:40 Henrik Torner. Se il Centro è stato bravo, il Forte dei Marmi lo è stato, nonostante questo 2-0 che ha subito.